Allora, direttore, riprendiamo il nostro filo del discorso relativamente all'aspetto grande discussione. Non si era bloccata, non c'era stato un Sì, provvedimento sì, ma normativo che dava garanzie di un certo tipo. è stata fatta una legge un anno e mezzo fa che noi abbiamo condiviso, approvata dalla Regione, che limita la possibilità degli insediamenti nella grande distribuzione, soprattutto nelle aree periferiche. E Salvo ristrutturazioni in ambito urbano, sì, no? Era questo un po'. in realtà la legge incentiva, come noi abbiamo chiesto, la possibilità di realizzazione di medie e grandi strutture dentro i centri urbani. Perché? Perché le città e l'offerta commerciale si è fortemente impoverita, e cioè ormai è impensabile pensare che tanti piccoli negozi, anche se sono tanti, delle città da 50, 80, 200 metri quadri possano competere con quello che sta fuori, che sono medie e grandi superfici. Noi abbiamo bisogno di portare degli attrattori forti dentro la città, che possono essere rappresentati soprattutto dalle medie e grandi superfici. Quindi quello che manca però per realizzare questa buona legge è una cultura da parte degli amministratori pubblici dei comuni. E quindi abbiamo il discorso dei sindaci I che devono essere sindaci coinvolti. che devono ancora, secondo me, non tutti ovviamente, ma devono ancora diciamo, fare propria questa impostazione, cioè che le città, grandi e piccole, sono luoghi, come avviene un po' in giro per il mondo, sono i luoghi oggi dell'innovazione. Quando si parla di innovazione, ancora oggi in questo nostro Veneto, e ne abbiamo l'esempio sull'ultima programmazione 2014-2020 dei fondi europei, dei progetti, si è inteso l'innovazione ancora in una cultura vetero-industriale. Innovazione è solamente industria, artigianato, quindi prodotto. Sì. In realtà l'innovazione è trasversale, cioè tutte le imprese possono fare innovazione di processo, di servizio, non solamente di prodotto. E gli esempi appunto ci dicono che dentro le città, dove ci stanno migliaia di aziende, queste aziende sono quelle che producono le innovazioni più creative. Tip per esempio? Beh, le start-up dei giovani, il design, se pensiamo come è nato tutta la rivoluzione di internet, di Google, dove sono nati? Sono nati nei garage e quindi in spazi molto ristretti. Poi sono diventati... Allora l'innovazione sta dappertutto, ma l'innovazione è anche il fatto che un negoziante, un commerciante adotti le nuove tecnologie dell'informatica, modifichi il proprio layout dell'azienda, comunichi in modo diverso con i propri... Questa è tutta innovazione. L'innovazione non è solo una poltrona che cambia nel design, va bene? Queste sono tutte innovazioni. Allora intanto bisogna partire dal fatto che le città sono luogo di innovazione e vanno favorite. Sono luogo quelle che vengono chiamate le smart cities, dove anche le amministrazioni sono chiamate ad adottare tecnologie e innovazioni per rendere le città più competitive. Ma allora, per fare tutto questo, come dico spesso, le città intelligenti si realizzano se ci sono amministratori intelligenti, perché altrimenti non succede nulla. Più che altro che abbiano anche una cultura, una capacità, Una una cultura, formazione, basta insomma un po' studiare, bisogna copiare da quello che fanno gli altri, copiare non è mica una cosa brutta, cioè se io vedo un esempio positivo lo copio e sono intelligente nel momento in cui lo faccio perché è una ricaduta positiva nella situazione in cui vivo. Dentro questo processo c'è quello legato al commercio, cioè al fatto, come dicevo, di favorire gli insediamenti delle medie e grandi strutture. Allora, le città sono luoghi complessi. Io capisco che gli amministratori, ma anche gli investitori,
preferiscono andare nelle aree verdi perché lì fai il capannone, adesso fai qualcosa anche di più perché anche loro hanno la competizione tra di loro, fai la rotatoria a strada e hai risolto il problema. Le città sono luoghi complessi, deve affrontare i problemi legati alla viabilità, all'assetto urbano, ai parcheggi, a tutti questi aspetti. Ma qui è la sfida. Se noi vogliamo riproporre le città, le vogliamo riportare agli antichi splendori in forma moderna, bisogna affrontare questi temi e in questo modo, a partire proprio dal commercio, perché poi attorno al commercio si realizzano tutti quei servizi e tutte quelle infrastrutture appunto collegate al buon funzionamento e alla competitività, diciamo, di questi luoghi e di questo settore. Ecco, ma il problema è incontrato anche da investitori esteri, visto che si cercano tanto questi investitori esteri, poi salvo vederne i benefici reali, perché effettivamente se poi la sede è estera, le tasse bisogna vedere dove vanno, come vanno, eccetera, è quella della burocrazia, cioè è difficile creare, dar vita a qualsiasi tipo di intervento, più che mai sull'edificato nel centro urbano, in tempi umani. Certo. Stiamo parlando di tempistiche spaventose. L'ex novo le ha, però tutto sommato sono meno drammatiche di quelle del già insediato. E lo stesso lo dicono i commercianti stessi, certo, che vogliono fare una piccola modifica. Ma ci sono arrivati degli esempi mostruosi, sì, inimmaginabili. Li conosco. Ne conosco molti. E allora là dici, infatti il problema della burocrazia e delle semplificazioni. 2 riforme a costo zero. Io provocatoriamente dico sempre una cosa, che se noi equiparassimo i diritti e i doveri dei lavoratori della pubblica amministrazione ai diritti e ai doveri dei lavoratori del privato, io credo che immediatamente avremmo fatto una grande rivoluzione in termini di semplificazione, efficienza, eccetera, eccetera. Ma a parte questa che è un po' una provocazione, polemiche, però esatto, è il pensiero di tantissime persone. Che cosa è successo in tutti questi anni? Io a volte ho la sensazione che la burocrazia si sia sostituita nelle scelte alla politica, una politica che ha perso, per colpe proprie, credito e autorevolezza. Una burocrazia che ha preso sempre più piede, che in realtà, e lo vediamo su molti esempi, sia a livello nazionale sia nei comuni, diventano i decisori delle scelte. Allora serve una classe politica che riacquista autorevolezza, credibilità e esercita il proprio ruolo, e nell'esercitare il proprio ruolo riesce a far passare tutti quegli atti, leggi e norme di semplificazione che difficilmente l'apparato, nel momento in cui è lui che, tra virgolette, comanda, certo, farà passare. Questo è il pensiero che ho. Quindi una semplificazione, una sburocratizzazione, riforma a costo zero, ma che può fare solamente una politica forte, credibile e autorevole. Secondo lei ci sono i presupposti allo stato attuale perché effettivamente con l'insediarsi poi a suo tempo anche del governo Renzi sembrava che questo si avviasse, però stiamo vedendo tantissimi intoppi, tante promesse che magari suo malgrado non possono essere mantenute, tanti dietrofront, manovre che tutto sommato non hanno attuato nei tempi previsti, perché anche noi ci troviamo a dover rispettare, noi come paese, rispettare dei tempi, perché l'Europa a un certo punto siamo in questo sistema, ce li impone. Oppure effettivamente non c'è modo, non c'è sistema perché siamo troppo invischiati e non ce la possiamo fare. No, io qua dico, e vediamo anche il nostro territorio, quindi entriamo anche nell'ambito regionale. Sì, ma quello che succede a livello nazionale dopo si può declinare anche con i dovuti aggiustamenti anche esatto, a livello territoriale, anche nella nostra regione. La differenza, secondo me, nella nostra regione la fanno le persone che lavorano, perché qui ci sono persone, imprenditori, cittadini che hanno realizzato quello che è stato il Nord-Est, la locomotiva dell'economia nazionale negli anni passati. Io
spero che ridiventi a essere la locomotiva dell'economia nazionale, che però vada sui binari dell'alta velocità per aggiornarla un po' e contestualizzarla ai tempi. No, io penso che questo è un paese che è fortemente, come dicevo prima, si trascina la sua storia e quindi è un paese fortemente compromesso, è un paese dove si sono radicati centri di potere molto forti, ci sono delle lobby che hanno dei privilegi da difendere, quindi non è un paese che cambi in 2 giorni, è un paese che cambi con gradualità. E siccome c'è anche fortunatamente un sistema democratico che è il Parlamento, che ci sono i partiti, ci sono tutta una serie di soggetti che diventano interlocutori, i cambiamenti diventano molto più difficili e molto più lunghi, perché ci sono soggetti che devono difendere posizioni. Io sono tra quelli che pensa che fino ad oggi i risultati del governo Renzi sono risultati in questo contesto, pensando a questo paese e pensando a tutto quello che è stato fatto fino a ieri, siano buoni risultati, perché vedo che c'è almeno una volontà di cambiare. Poi si porta a casa quello che anch'io mi aspetto, non sempre perché vedo che ci sono tanti ostacoli e tante difficoltà. Sul tema delle liberalizzazioni, ad esempio, quelle che sono uscite, trovo siano abbastanza, diciamo, modeste. Lo dico io che rappresento una categoria che le liberalizzazioni le ha conosciute da molto tempo. Vedo che ci sono ancora settori, caste va bene, che ancora oggi risultano intoccabili. Ecco, se Renzi ha avuto il coraggio di intervenire su tante cose, qui ha dimostrato un po' meno coraggio. Ecco, infatti quando si parla anche di credibilità è proprio questo agli occhi del cittadino, credibilità della politica, non tanto di chi poi la fa, perché a questo punto per quel che riguarda i cittadini destra, sinistra, cioè adesso poi questa è comunque una coalizione, sostanzialmente quasi una coalizione un po' di un colore indefinito. È il toccare omogeneamente tutti e invece si è andato a parare come sempre su quelli che erano già colpiti, vessati e così via. Questo ha destato un attimo di sconcerto, forse anche di delusione, adesso non lo so. Lei poi rappresenta una categoria di quelle che ne sta risentendo in modo importante, oltre a tutti coloro che sono dipendenti, eccetera. Da questo punto di vista, perché volevo chiudere un po' l'argomento dell'assetto urbano, eccetera, il progetto di management, di gestione imprenditoriale, parallela, coordinata con quella amministrativa, eccetera, è ipotizzabile, è fattibile, come voi avete anche sperimentato? Sì, noi abbiamo favorito intanto una legge regionale dei bandi che la Regione ha emesso in questi ultimi anni e ogni volta vengono sempre più affinati. L'idea che noi abbiamo è che al di là della rigenerazione, recupero, riqualificazione dei centri urbani, perché è un elemento indispensabile, noi dobbiamo rendere belle e attrattive le nostre città, da qui si parte. Poi c'è anche una componente che riguarda di quella che viene chiamata delle aree che vengono individuate come distretti del commercio. E qui è richiesta una gestione manageriale, perché troppe volte da parte degli amministratori il commercio viene visto come un aspetto settoriale legato solamente agli aspetti amministrativi, gli diamo l'autorizzazione, gli diamo il plateatico, fa la domanda, eccetera. In realtà il commercio è il fulcro dello sviluppo delle città. E allora questo commercio va gestito in modo unitario, va gestito in modo intersettoriale per quanto riguarda i riferimenti alla pubblica amministrazione, cioè la pubblica amministrazione nel momento in cui, faccio degli esempi, decide la tariffazione dei parcheggi, decide un senso unico, decide che intervento fare di riqualificazione
urbana. Insomma, decide degli aspetti che riguardano la città. Tutti questi aspetti hanno ricadute sulla vita del commercio e allora vanno coordinate. Le faccio un esempio per farmi capire meglio, di Venezia, che trovo sia calzante e preoccupante anche. Io sono sempre stato favorevole alla realizzazione del tram, perché trovo che sia un elemento di modernità di una città, un modo molto efficiente di spostamento, eccetera. Il tram che cosa determina? Dove passa il tram, il percorso del tram? Intanto deve essere legato a una visione, a un'idea della città. Io lo faccio passare dove succedono alcuni fatti, va bene, di interesse per i cittadini o per la vita economica. Dove passa il tram posso creare vantaggi e svantaggi. Allora, nel momento in cui anche il Comune di Venezia, nelle sue diverse amministrazioni, ogni giorno cambiava il percorso del tram, che non è come cambiare un senso unico. Il tram è l'infrastruttura più importante di una città per quanto riguarda la mobilità pubblica e quindi la viabilità. Certo. Dove faccio passare il tram significa che io determino un vantaggio o uno svantaggio, riqualifico o penalizzo un'area. Allora, la dimostrazione è proprio questa, di una mancanza di visione ma anche di cultura di che cosa sono le città. Se io affronto un'opera così importante in questo modo, vuol dire che non ho assolutamente chiaro, che non ho una cultura e che non sono nemmeno un bravo amministratore. Allora, tutte le attività, soprattutto quelle importanti, ma a partire dall'animazione culturale, dalle iniziative, dalla politica dei parcheggi che deve essere differenziata, dalla disponibilità che deve essere data per l'utilizzo del plateatico, che dovrebbe essere a volte in alcune occasioni a titolo gratuito a favore perché occupano spazio, portano persone senza spendere soldi da parte... Ecco, queste sono tutte politiche che devono stare in capo a un manager attraverso un tavolo, diciamo, di partenariato e di coordinamento dove si decidono le politiche. Noi stiamo portando avanti nel Veneto molti esempi positivi che vanno proprio in questa direzione e che stanno anche dando risultati. Benissimo. Pubblicità, pochi secondi, poi affrontiamo le ultime questioni che sono anche importanti, anche il credito, tra l'altro, che interessa molti. Tra poco.